Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte può cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo tema esplosivo, lascia un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei corridoi del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe essere un movimento storico per il futuro della squadra. Il nome del momento è Milan Skriniar. Il difensore slovacco, idolo dell'Inter negli ultimi anni, oggi milita nel Fenerbahce. Ma ha aperto le porte a un possibile ritorno in Serie A. In un'intervista a milannews.it, Skriniar ha dichiarato, mai dire mai, rivelando che, pur essendo felice in Turchia, non esclude di ascoltare proposte da club italiani. Attualmente trentenne, il centrale ha ritrovato stabilità e buone prestazioni a Istanbul, dove ha un contratto quadriennale, ma riconosce che il mercato è sempre più orientato verso giocatori giovani. Nell'ultima finestra, Napoli e Juventus avevano preso in considerazione il suo nome, soprattutto nella ricerca di rinforzi difensivi. Tuttavia, al momento non ci sono trattative attive. Sia Napoli che Juve hanno deciso di attendere, rimandando l'ipotesi di nuove conversazioni solo alla sessione di gennaio. Intanto, il Milan emerge come un potenziale interessato, visto che il giocatore non esclude l'idea di indossare la maglia rossonera in futuro. Uno scenario che sicuramente farebbe rumore nel calcio italiano. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sapere: ti piacerebbe vedere Skriniar con la maglia azzurra a gennaio oppure pensi che il club debba puntare su opzioni più giovani per la difesa? Scrivilo nei commenti qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro lasciando un super thanks per continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato club.